Questo è il Diego Armando Maradona più grande al mondo, è stato realizzato da Jorit nel 2018 e si trova a Napoli, quartiere San Giovanni a Teduccio, Taverna del Ferro. La zona però è conosciuta da tutti come Bronx. A breve però questo, ma anche questo murales, verranno abbattuti per dare vita ad un progetto di riqualificazione della zona. Il maxi progetto del comune coinvolge 360 famiglie che finalmente potranno avere una collocazione dignitosa. 60 però di queste famiglie sono occupanti e abbiamo parlato con il comitato di lotta per capire quale sarà il loro futuro. Se chi sta fomentando tutta questa polemica sull'abbattimento del murales di Maradona avrebbe potuto anche interfacciarsi con il comitato di Taverna del Ferro e avrebbe saputo tranquillamente che all'interno della nuova progettazione della riqualificazione dell'area sono previste 2 strutture alte 30 metri dove saranno realizzati nuovamente i 4 murales. Quindi mi sento di dire da donna, ma soprattutto da compagna di sinistra, quale era anche lo stesso Diego Armando Maradona, che credo se fosse vivo direbbe tranquillamente a tutti i tifosi, a tutti quelli che si stanno preoccupando che il murales andrà a terra insieme alle case, di dare precedenza al bisogno e alla necessità del territorio di un cambiamento.